Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Una frana minaccia la statale 107 nel tratto San Fili-Paola, l'ANAS costretta a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia. Inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale. Nella relazione del Presidente si evidenzia l'alto numero di provvedimenti riguardanti l'interdittiva antimafia, spazio anche alla sanità e alla carenza di organici. Difficile stabilire con precisione cosa sia veramente successo nella tragedia che si è consumata nella villetta di Rende. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti ed invitano alla cautela. La Cassazione non accoglie il ricorso della distrettuale antimafia che chiedeva l'arresto del consigliere regionale Orlandino Greco e di Aldo Figliuzzi. Il cimitero di Vibo resterà chiuso un giorno alla settimana. La decisione assunta dal comune non piace ai cittadini che protestano. Il Cosenza si impone a Lecce e guadagna l'accesso in semifinale di Coppa. La squadra di Braglia ha disputato una partita perfetta. Buonasera ad Anna Franchino, benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura lo avete visto dai titoli, parliamo di questa frana che minaccia la statale 107 nel tratto compreso fra San Fili e Paola. L'ANAS è stata costretta a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia, creando innumerevoli disagi per i pendolari. Intanto, secondo il capo della Protezione Civile regionale, domani in serata verrà istituito il senso unico alternato. Ma vediamo i nostri servizi. Adesso è davvero un'impresa viaggiare tra Paola e Cosenza. Non bastava l'interruzione del traffico ferroviario causato dal deragliamento del treno avvenuto nel dicembre scorso nella galleria Santo Marco, ancora inutilizzabile e sotto sequestro. Da ieri è chiusa al transito anche la statale 107 Silana-Crotonese, la più importante arteria di comunicazione tra lo Ionio e il Tirreno nella provincia di Cosenza. Nel tardo pomeriggio di ieri, un masso di grosse dimensioni si è staccato da una parete rocciosa che costeggia la strada incontrata Castagnelle, nel territorio di Paola. La rete di protezione è riuscita soltanto a trattenere parte del materiale, il resto è venuto giù sul manto stradale mentre transitavano auto e altri mezzi. Fortunatamente nessuno ha riportato danni, ma resta il pericolo di altri cedimenti. Questa mattina, come era prevedibile, sono stati enormi i disagi per i pendolari che fanno la spola tra le due città e per chi avrebbe dovuto raggiungere la stazione di Paola per proseguire il proprio viaggio sui binari. Molti hanno evidenziato carenze nella segnaletica. Niente, c'è stata una frana, hanno detto che c'è stata una frana e così, però adesso che cosa succede? Neppure la segnalazione all'uscita dell'autostrada hanno messo per segnalare che c'è questa cosa e bisogna continuare sull'autostrada o meno. A qualcuno è andata addirittura peggio. C'erano dei vigili, credo di San Fili, mi hanno detto che non potevo passare e che dovevo andare da questa strada se volevo andare a Paola. Sono arrivato al bivio di nuovo sulla SS 107, a 2 chilometri da Paola mi hanno bloccato dicendomi che c'era una frana e che io mi dovevo girare. E dico, me lo dite adesso? In attesa del completamento degli interventi sul costone pericolante, il traffico è stato deviato sul percorso alternativo in autostrada fino a Falerna e poi sulla statale 18. Insomma, ulteriori disagi per i viaggiatori calabresi. Ieri pomeriggio, sera, si è staccata una massa rocciosa importante che su una parete rocciosa che era stata interessata estate scorsa da incendi. Si è staccata una grossa massa che ha invaso completamente la sede stradale. Se ci fosse stata una macchina là sotto sarebbe andata a finire male, insomma, ne avremmo parlato in altri termini. E quindi noi dobbiamo garantire la sicurezza delle persone, quindi da stamattina sono in corso dei rilievi da parte di rocciatori che stanno intervenendo con delle funi, con dei cavi lungo questa parete per verificare se altre masse rocciose possono staccarsi. E allora da stamattina noi stiamo portando nell'area anche dei grossi container in metallo, in acciaio,
che fungono da barriere paramassi d'emergenza. Quindi tutto questo perché garantiamo la sicurezza delle persone e per fare in modo che domani pomeriggio, massimo domani sera, si possa ripristinare la circolazione a senso unico alternato. Contestualmente ANAS, che poi è il proprietario della strada è ANAS, quindi i consolidamenti della zona instabile li ha già avviati ANAS, ci vorrà qualche settimana perché si possa portare a termine il consolidamento di tutta quella parete rocciosa, però comunque il senso unico alternato è garantito. Inaugurato nel frattempo l'anno giudiziario del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, l'attenzione puntata sull'emanazione delle interdittive antimafia in Calabria e sulla carenza di personale. Rosalba Baldino, sentiamo. La Calabria è stata una delle regioni nelle quali è stata più frequente l'emanazione di interdittive antimafia, lo ha detto il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Vincenzo Salomone oggi a Catanzaro nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a cui ha partecipato il procuratore Nicola Gratteri. Anche il TAR, come gran parte degli uffici giudiziari calabresi, soffre la carenza d'organico. È un tribunale che purtroppo risente di un organico che non è coperto al 100%, dovremmo essere 13 magistrati, attualmente siamo 7, a breve saremo 8 a Catanzaro e 5 a Reggio Calabria e quindi siamo sotto organico, però il fatto che riusciamo a definire più giudizi di quando non ne introitiamo ogni anno vuol dire che funziona il sistema. Altro settore problematico, ha evidenziato il Presidente, nella Regione è la sanità. C'è questo conflitto che deriva dal fatto che la figura del commissario non coincide con quella del Presidente, quindi è inevitabile che le linee anche di indirizzo, anche di attuazione non sono omogenee. Per quanto concerne i dati, nel 2017 a gennaio i ricorsi pendenti erano 6.924, al 31 dicembre 4.321, la riduzione è stata del 38%. Ora il Tribunale Amministrativo Regionale cerca una nuova sede. Vorremmo che il TAR rimanesse al centro della città, vicino agli altri uffici giudiziari. Ci sarebbe un notevole risparmio perché sostanzialmente una sede di proprietà porterebbe anche a non avere più l'onere delle locazioni. E ancora la cronaca, ritorniamo anche oggi ad occuparci della tragedia avvenuta a Rende. Al momento sono poche le certezze su cosa sia realmente accaduto nella notte fra domenica e lunedì, l'ultima notte della famiglia Giordano. Al momento l'unico elemento certo è che a morire per ultimo sia stato Salvatore Giordano, il capofamiglia. Per il resto solo ipotesi, l'invito è alla cautela. Rosalba Baldino, sentiamo. Si aspetterà l'esito delle autopsie, 2 delle quali eseguite ieri, per capire cosa sia accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorso in questa villetta di Contrada Cutura a Rende, la casa che in poche maledette ore si è trasformata nella tomba di un'intera famiglia. Salvatore Giordano, il capofamiglia, è morto per ultimo, si è sparato sotto il mento, indossava un giubbino sul pigiama ed aveva in tasca la chiave della porta d'ingresso. Al momento è una delle poche certezze di una tragedia senza apparente movente, una scena da film dell'orrore con tanto sangue, quella con cui si sono ritrovati a fare i conti gli inquirenti, alle prese in queste ore con un lavoro delicatissimo di ricostruzione dei fatti. Poco trapela da indagini riservate. Pare che i figli, Cristiana 31 anni e Giovanni 26, siano stati accoltellati prima di essere uccisi con un colpo alla nuca. La moglie è stata ritrovata senza vita accanto al marito, insieme per sempre. Chi è stato ucciso per primo? È una domanda ancora senza risposta, solo ipotesi. Si indaga sui conti della famiglia. Salvatore era titolare di un negozio a Cosenza. Si aspettano gli esiti delle perizie balistiche sulla pistola alla calibro 7,65 usata per uccidere tutti i componenti del nucleo familiare. Resta l'abitazione vuota e il mistero celato tra le mura domestiche. Gli esperti parlano di suicidio allargato, ma l'invito è alla cautela.
bisogna prima di tutto lasciare spazio agli investigatori che possono ricostruire sostanzialmente la scena. Questo perché? Perché è importante in quanto quello che è accaduto è sicuramente un evento drammatico, ma che deve essere lasciato, secondo me, prima deve essere chiarito dagli investigatori. Quindi dinamiche interne all'evento, perizie medico-legali, che possano stabilire a quel punto quello che è successo. Alternativamente cosa succede? Che tutti diamo per certo una certa situazione e dopodiché però non siamo sicuri di quello che sia successo. Quindi andiamo a interpretazioni e che secondo me poi diventano una doppia vittimizzazione delle situazioni successe, perché a quel punto poi, non avendo chiaro quello che è successo, si va a tentoni cercando di dare una interpretazione ai fatti. E questo tante volte porta poi a costruire delle idee sui soggetti coinvolti che non corrispondono spesso alla realtà. Ancora la cronaca, la Cassazione non accoglie il ricorso della distrettuale antimafia che chiedeva l'arresto del consigliere regionale Orlandino Greco e di Aldo Figliuzzi. Sentiamo. Voto di scambio a Castrolibero, anche la Cassazione dice no al carcere per Orlandino Greco e Aldo Figliuzzi, una vicenda giudiziaria che per ben 3 volte vede un rigetto alla richiesta della DDA di arresto per il consigliere regionale e l'ex vice sindaco accusati di voto di scambio e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. La Suprema Corte ha detto no dunque all'arresto, le misure cautelari richieste dalla direzione distrettuale antimafia, l'inchiesta era partita dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e riguardava le elezioni comunali dal 2003 al 2008 in cui Greco ottenne consensi bulgari. In precedenza anche il Tribunale del Riesame si era espresso negativamente sulla possibilità dell'arresto per i 2 ex amministratori, sentenza confermata dalla Corte di Cassazione. Il no definitivo pone una vittoria secca per il consigliere regionale che per tutto il tempo della vicenda giudiziaria si è sempre professato innocente, confidando nella giustizia. Soddisfatti i legali di Orlandino Greco, Franco San Marco, Enzo Belvedere e Marco Amantea, soddisfazione anche per l'esito di Figliuzzi, difeso dal legale Pasquale Naccarato. Ed è polemica a Cosenza dopo il servizio trasmesso dalla trasmissione Le Iene su Italia 1. Monsignor Nunnari annuncia querele, mentre il vescovo, Monsignor Francesco Nolè, chiede scusa ed esorta la giovane vittima a parlare con lui se e quando vorrà. I particolari nel nostro servizio, vediamo. Il giorno dopo il servizio andato in onda nel corso della trasmissione Le Iene su Italia 1 è polemica per il contenuto dello stesso, nel corso del quale è stato portato alla luce l'episodio che riguarda Francesca, una ragazza di San Vincenzo La Costa, comune alle porte di Cosenza, che ha denunciato sotto anonimato di essere stata indotta ad abortire durante la relazione intercorsa con il giovane parroco della sua chiesa, Don Giuseppe, su consiglio dello stesso. Nel corso del servizio si è anche parlato dell'atteggiamento dell'allora arcivescovo di Cosenza, Monsignor Salvatore Nunnari, che avrebbe suggerito alla giovane di abortire. Nel corso della giornata Monsignor Nunnari ha diffuso una nota a firma dell'avvocato Enzo Paolini, con la quale annuncia querela nei confronti dei responsabili delle Iene e degli autori del servizio trasmesso nella puntata di ieri su Italia 1, contenente, secondo il legale, prospettazioni ed affermazioni che non sono vere e appaiono gravemente lesive della figura dell'arcivescovo emerito di Cosenza. Anche l'attuale presule di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè, chiede scusa alle vittime della vicenda, ma anche a quanti sono stati offesi e scossi dal servizio e promette chiarezza sulla vicenda, esprimendo vicinanza nei confronti del vescovo emerito, ma anche della giovane protagonista della tristissima vicenda, esortandola ad un incontro per un dialogo fraterno. Cambiamo argomento, parliamo di sanità perché si è tenuta oggi a Roma la conferenza dei presidenti delle regioni. La Calabria
aveva molti punti trattati durante la riunione: trasporti, ambiente, beni culturali, politiche sociali. L'argomento principale che si è discusso nella seduta della Commissione Salute nella giornata proprio di mercoledì è stato il riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018, e la Calabria, rispetto all'anno precedente, riceverà 24 milioni di euro in più, passando da 3 miliardi 501 milioni a 3 miliardi 525 milioni. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Ciò avviene in un quadro in cui anche quest'anno nella quasi totalità delle regioni solo 3, sarebbero Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, crescono in popolazione. La Calabria perde 5.393 abitanti in un saldo negativo per l'Italia di 76.106, quindi nonostante la diminuzione di questa popolazione il Fondo Sanitario regionale cresce. La discussione sul riparto del Fondo Sanitario, come spesso avviene, si incrocia con i dati anche sulla mobilità sanitaria. È stato infatti questo l'argomento alquanto doloroso per la nostra regione, che ha impegnato di più sia la Commissione Salute che la Conferenza dei Presidenti. Sono stati infatti resi disponibili i dati sulla mobilità sanitaria in sede di conguaglio per gli anni 2014 e di 2016, l'individuazione di flussi di mobilità che vengono quantificati anche a distanza di anni investe sia le regioni che lo stesso Ministero della Salute. Quindi, partendo dal fatto che quello della mobilità passiva rimane una vera e propria emergenza per la nostra regione ai fini di un controllo più puntuale, la Calabria ha chiesto e ottenuto un suo rappresentante nella commissione tecnica sulla mobilità sanitaria. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove il cimitero resterà chiuso un giorno alla settimana. La decisione è stata assunta dal comune di Vibo e non piace ai cittadini che hanno protestato. Sentiamo. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto e forse il sonno della morte è men duro. I versi, sin troppo noti di Foscolo, ricordano quanto il rispetto dei morti sia per tutti noi un culto tra i più sentiti, ed è per questo che la sacralità del cimitero è aspetto caratterizzante in ogni comunità. A Vibo Valentia, città in declino, dove la più semplice quotidianità si trasforma in problema complicato, anche andare al cimitero è ora una questione difficile e confusa. Il recente attentato al custode ne ha acuito i problemi, costringendo il sindaco ad emettere un'ordinanza con nuovi orari che sono stati ulteriormente ridotti, con addirittura un giorno della settimana, il mercoledì, completamente chiuso. È possibile questo? Per i vibonesi no, non è possibile. Ed allora, riunitisi in comitato, hanno organizzato una raccolta di firme. Abbiamo già dato circa 3.000 volantini con la distribuzione nelle cappelle e poi anche in alcune attività commerciali. Certamente non ci fermeremo così e anzi abbiamo in mente di fare una raccolta firme anche sul corso. Quindi noi ancora siamo più battaglieri di prima, vogliamo la riapertura del cimitero tutti i giorni. A Vibo c'è una realtà che io, almeno analizzando un po' i vari paesi anche della Calabria, non c'è altrove. Il sindaco con questa ordinanza ha impedito, ha limitato alle persone di poter far visite ai propri cari, che è un diritto che spetta a tutti. Io ho visto il cimitero per esempio di Catanzaro, di Cosenza, hanno orario continuato, non hanno queste problematiche, quindi mi rendo conto che noi non stiamo cercando l'impossibile, noi stiamo cercando la normalità, che venga ripristinata una situazione il prima possibile, anche perché la scelta che il Comune ha voluto fare è stata quella più grave per i cittadini. Si poteva trovare la soluzione di alternare, magari invece di avere 2 custodi contemporaneamente, uno la mattina e uno il pomeriggio, finché il tempo di tamponare questa situazione. In realtà siamo andati di mezzo noi cittadini che non possiamo recarci dai nostri cari quando ne abbiamo bisogno, perché il bisogno non è ad orario, l'esigenza di trovare un nostro caro tra un buco, una pausa pranzo, non possiamo stare con l'orologio. Il sindaco non ci può chiedere questo. Con una notizia di cronaca che arriva dal Cosentino, in particolare da Rossano, dove c'è stato un arresto e 7 denunce che rappresentano il frutto di un'attività di controllo condotta dai carabinieri della Compagnia di Rossano in alcuni alloggi popolari per verificare i titoli di occupazione posseduti dalle persone che ci abitano, occupanti nonché e per reprimere eventuali furti di energia elettrica e di altre utenze. I militari, grazie anche agli elenchi forniti dall'Aterp, hanno riscontrato
che alcuni degli occupanti abitavano gli appartamenti senza averne il titolo. Alcuni inoltre avevano effettuato allacci abusivi alla rete elettrica che consentivano di alimentare 2 appartamenti. In un caso i carabinieri hanno riscontrato la presenza di manufatti abusivi in aree di pubblico passaggio. La persona arrestata è accusata di furto aggravata per essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica, mentre per i 7 denunciati l'accusa è di invasione di edifici e abusivismo edilizio. L'attività di controllo, è detto appunto in un comunicato dell'Arma, si inserisce in un piano sviluppato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza per il controllo delle aree urbane più sensibili, che permetterà nelle prossime settimane di attuare ulteriori controlli. Adesso vediamo le nostre brevi di cronaca. 2 bombe carta esplose nel giardino di un imprenditore a Ionadi, nel Vibonese. A denunciare l'accaduto ai carabinieri è stato lo stesso imprenditore, Antonino Castagna, 68 anni. Secondo quanto si è appreso, gli ordigni sarebbero stati lanciati dall'esterno della proprietà. Anche la figlia dell'uomo aveva subito un pesante atto intimidatorio. Il 68enne era stato coinvolto nel processo Black Money. Un incendio totalmente distrutto a Caulonia Marina, un bar paninoteca situato in una zona centrale della città. Il rogo divampato la notte scorsa ha provocato ingenti danni. Dai primi accertamenti l'incendio potrebbe non essere di origine dolosa. Per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di 2 squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Siderno e Bianco, che hanno lavorato per ore. I finanzieri di Montegiordano, nell'ambito di un'attività di contrasto al lavoro nero, hanno ispezionato ad Oriolo un cantiere dove erano in corso interventi di recupero di un antico convento del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi. Secondo quanto accertato, i lavori venivano effettuati senza il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. L'area archeologica è stata sequestrata. Erano scappati in Svizzera per una fuga d'amore, stavano viaggiando su un treno proveniente da Milano e diretto in Sicilia. 2 fidanzatini di nazionalità elvetica, 16 anni lui, 14 lei, sono stati rintracciati nel giorno di San Valentino dalla Polfer di Villa San Giovanni. I genitori dei 2 ragazzi, in apprensione per quanto accaduto, sono stati contattati e stanno raggiungendo la Calabria per riabbracciare i loro figli, che momentaneamente sono affidati a personale della Polizia di Stato. Ancora una notizia di cronaca arriva da Catanzaro, questa volta ai domiciliari. Con il braccialetto elettronico è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina Francesco Procopio, di 28 anni, figlio di Fiorito Procopio, attualmente in carcere, ritenuto ai vertici della cosca di 'Ndrangheta. È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Soverato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato in casa del 28enne 30 grammi di cocaina suddivisa in 5 ovuli, 8 grammi di sostanza da taglio e un bilancino di precisione, tutto occultato in un borsello di colore nero, custodito nella specchiera del bagno. Il materiale è stato sequestrato. Adesso parliamo di sport, in particolare di calcio, perché il Cosenza si impone a Lecce e guadagna l'accesso in semifinale di Coppa di Lega Pro. La squadra di Braglia ha disputato una partita perfetta. Gianluca Pasqua, sentiamo. Catania, Trapani, Lecce. Sì, sono le prime della classe del girone C di Serie C, ma non sono elencate in ordine sparso, bensì cronologico. È in quest'ordine che il Cosenza le ha battute in Coppa Italia, superando 16esimi, ottavi e quarti di finale, conquistando la semifinale contro la Viterbese. 3 indizi che fanno una prova, confermando il valore della squadra di Braglia, che anche in campionato sta facendo bene, scalando le posizioni della classifica. I lupi sono tornati e giocano su 2 fronti, perché stavolta la coppa prestigiosa vinta nel 2014 varrebbe oro, ossia il pass per la fase nazionale dei playoff, come testa di serie, con il diritto di giocare in casa la gara di ritorno. Niente male, ma il mister non vuole che si perda la concentrazione in campionato, a pochi giorni dal derby con la Reggina. Noi abbiamo fatto una gara attenta. Abbiamo cercato di passare il turno come volevano gli altri, però sono sempre partite abbastanza strane. La Coppa Italia è una competizione strana. Io cerco di arrivare il più possibile meglio piazzato in campionato, poi se viene la Coppa Italia bene, ma l'obiettivo principale nostro è cercare di piazzarsi bene in campionato. Ultimamente stiamo facendo bene. I ragazzi si divertono, stanno bene insieme, perciò
il merito è tutto loro. Tra le note rilevanti della serata al Via del Mare, le prove positive di calciatori come Zommers, Bognotti, Trovato e Okereke, per diversi motivi attesi dal tecnico rossoblù, che sa di poter contare sull'intero organico, anche su chi finora ha giocato poco, e trovare quelle soluzioni e varianti necessarie per competere al meglio con qualunque avversario, le battistrada, che giocano a viso aperto e si espongono, e quelle invece che per classifico e caratteristiche tendono a chiudersi limitando spazi e occasioni. E poi c'è Perez, sceso a Cosenza per diventare un protagonista. La prestazione a Lecce è stata di livello, l'assist per Okereke è un gioiello o, come dice il nigeriano, un cioccolatino. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. L'ondata di freddo e maltempo è giunta al termine. Nelle prossime ore assisteremo ad un rapido miglioramento grazie al ritorno dell'anticiclone. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno ovunque, possibili gelate al mattino nelle zone interne, temperature diurne invece in aumento. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani motondoso in graduale attenuazione, con mari che si presenteranno generalmente poco mossi. Venti ancora da quadranti settentrionali, deboli o moderati. Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito internet meteincalabria.it. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.